Grande festa sabato 11 febbraio a Sant'Lussurgiu per Cantigos in Carrela, la manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Lussurgese Aidos che ogni anno, una settimana prima del Carnevale, allieta ed accompagna i visitatori nelle vie del paese. L'evento, giunto alla sua 25esima edizione, darà agli spettatori la possibilità di seguire il percorso sonoro a stretto contatto con gli esecutori in una immersione nel canto tradizionale e polivocale, arricchita dalla visita ad uno dei centri storici meglio conservati della Sardegna. Ad allietare il pubblico saranno il coro francese Cantas e Gausas di Bigorre, il coro di Nuoro, il Concordo Lussurzesu di Sant'Lussurgiu, il tenore Santu Padre di Bortigali, il coro di Florinas, il coro Renato Loria di Muros, il coro Gabriel di Tempio Pausania, il coro tenores Antoni Milia di Orosei e il gruppo folk Santa Maria della Mercede di Norbello. La serata sarà accompagnata da balli e dal fisarmonicista Matteo Scano. Dalle 15 in Piazza Mercato è in programma anche la zippolata offerta dall'Associazione Aidos. Questa 25esima edizione è per noi molto importante, ha annunciato Giovanni Mura, presidente dell'Associazione Aidos. Numerose persone, associazioni, realtà e istituzioni contribuiscono con grande impegno e passione, così come fanno anche coloro che abitano nei vicinati direttamente interessati dalla festa. A tutti loro va il nostro ringraziamento. La manifestazione sarà anticipata da Populos et Concordos, la tradizionale presentazione del coro proveniente dall'estero alla comunità. Venerdì 10 febbraio alle 18:30 la chiesa di Santa Maria degli Angeli di Sant'Lussurgiu ospiterà quindi il coro Cantas e Gausas proveniente dalla Francia, accompagnato dai cantori del Concordo Lussurzesu. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Aidos con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sant'Lussurgiu e della Fondazione di Sardegna.